Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 18 dicembre. Allora, ieri sera è arrivato un comunicatone da parte dell'amministrazione che trasporto pubblico locale dal 1° gennaio si parte con Arriva Veneto. È una cosa che ci fa molto piacere, vi leggo alcuni passaggi. Allora, dal 1° gennaio 2025, quindi a brevissimo, cessa il rapporto di servizio con ACTV AUM e il trasporto pubblico locale del Comune di Chioggia sarà effettuato dall'operatore Arriva Veneto. Rispetto all'attuale servizio, la proposta di Arriva Veneto sono state arricchite anche con i suggerimenti dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dopo momenti di confronto organizzati dall'amministrazione comunale. E ovviamente bravissima la Maria Rosa Bosco-Chio, tra poco anche ci saranno i festeggiamenti, abbiamo anche la festa fra poco. Sì, insomma, ci sono tutta un'altra serie di aspetti. C'è un altro passaggio del sindaco Mauro Ormelau, sindaco di Chioggia. Finalmente si parte con un nuovo servizio di trasporto pubblico locale a Chioggia che rispetto a oggi vedrà ripristinate delle linee importanti come la 6 e la 7. Verrà introdotta una nuova idea di TPL con servizi a chiamata, cosa che avviene in altri comuni del Veneto e che sta avvenendo con successo. Sta avendo successo. Ma sì, poi dice fine agli studenti che rimanevano per strada, ringrazia l'assessore Angelo Mancin, gli uffici tecnici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutta una serie diciamo, di indicazioni che vi trovate nel testo senza che ve li ripeto. Ecco, allora ovviamente ci fa molto piacere, voi sapete che personalmente ero incazzatissimo nel vedere anziani abbandonati alle fermate del Corriere. Mi chiedo a cosa sono serviti quei oltre 100.000 euro che hanno speso un anno fa l'amministrazione comunale. Forse vi metto il link in descrizione quando ho fermato il sindaco che diceva che sapeva per confutare i bilanci di ACTV e AUM. Chissà perché hanno speso quei soldi, però magari un giorno lo verremo a sapere. E di Arriva Veneto abbiamo fiducia, io personalmente vedo che è una società seria che cerca di fare il servizio nel migliore dei modi. Ho un po' di dubbi sui servizi a chiamata perché dipende un po' quali situazioni ci sono, perché onestamente ho dubbi che alcune frazioni a un certo punto può succedere una mattina che invece di 10 persone siano 20 e che semplicemente con la chiamata si possa sopperire, però lo dico assolutamente senza nessuna critica, speriamo che si possa fare. È vero che in alcune linee a volte le corriere nel comunicato c'è scritto non possiamo permetterci corriere vuote, giustissimo, perché effettivamente in certe situazioni c'erano pochissime persone, però è vero anche che in tantissime situazioni le corriere erano piene e tante volte purtroppo gli utenti, quelli che hanno più disagio, perché chi ha la macchina non ha questi problemi, ma chi la macchina non ce l'ha e magari doveva andare alla visita medica e non c'erano neanche le corriere, speriamo che diventi un vecchio ricordo. Staremo a vedere. Auguri sinceri a Arriva Veneto e vedremo se questi assessori hanno lavorato così bene per trovare la quadra. Onestamente qualche dubbio ce l'abbiamo, però speriamo il bene. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Siamo con Carlo Muccio, presidente della Prometeo, che oggi in questa occasione all'ENAIP festeggia i 30 anni dalla sua fondazione. Racconta come mai avete deciso di festeggiare così questo evento molto importante. Allora, innanzitutto ringrazio Chioggia Azzurra, ringrazio la Micaela e anche l'Andrea ha comparato
che si sacrificano sempre in queste occasioni. Non è un grosso sacrificio, te lo posso garantire. Dai, magari avreste anche una vostra famiglia, una vita privata. Una vita privata. Allora, Prometeo fa 30 anni, sì, come dico io scherzosamente, io ne ho 31, però Prometeo ne fa 30 nel 2025. Quindi questa sera abbiamo deciso di presentare alla nostra comunità locale, alla comunità locale che amiamo, quali sono i progetti intanto per il 2025. Quindi andiamo avanti un po' alla volta. E quindi i progetti per il 2025 saranno 4 eventi, uno dedicato al femminicidio, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso se vi ricordate, uno dedicato al bullismo, quindi al tema del bullismo e del cyberbullismo, e verrà un cantante famoso. Non diciamolo adesso, no, lasciamo. Non diciamolo adesso, però ci sarà un cantante famoso che si è offerto di farci da testimonia proprio su questi temi. Dopo ci sarà della formazione assieme alle scuole, perché per noi le scuole sono importantissimo mezzo di inclusione, e dopo un altro evento sarà quello di sport e inclusione e quindi disabilità. Ricordiamo che questa sera ci saranno i ragazzi della Prometeo che accompagneranno entrambe le squadre lungo. Sì, perché è bellissimo, da più di 14 anni noi abbiamo una squadra di calcio e Ivano Bielo, come spiego, come mi piace raccontare, ha fatto il contratto a tutti i miei ragazzi, no? Gli sono piaciuti e ha detto voi dovete giocare per me. Quindi i miei ragazzi, i ragazzi del Prometeo giocano nell'Unione Clodiense e quindi stasera avremo l'onore di inaugurare il nuovo stadio Ballarin accompagnando i ragazzi del Padova e quelli dell'Unione in campo, quindi con i nostri ragazzi. Quindi stasera anche su Now TV vedrete i ragazzi della Prometeo. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Con un ordine del giorno al bilancio di previsione, il consigliere regionale del Partito Democratico, Jonathan Montanariello, lancia un appello alla Giunta del Veneto per intervenire sui temi dell'età minima per gli assistenti bagnanti. Il decreto approvato lo scorso maggio, che innalza a 18 anni il requisito minimo per svolgere questa mansione, rischia infatti di causare una gravissima carenza di personale già a partire dalla prossima stagione balneare. Montanariello chiede alla Giunta di sollecitare il governo per ripristinare l'età minima a 16 anni o, in alternativa, di prevedere una deroga per i minorenni che abbiano compiuto almeno 16 anni e che siano già in possesso dell'abilitazione o abbiano svolto questa mansione in precedenza. Il limite imposto dal decreto, spiega Montanariello, potrebbe mettere in crisi l'intero comparto turistico, con stabilimenti balneari impossibilitati ad aprire regolarmente e conseguenti perdite economiche per la regione derivanti dai tributi versati dagli operatori balneari. Oltre a ciò, si rischia di ostacolare l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani interessati a intraprendere questa professione fondamentale per la sicurezza delle spiagge. Secondo il consigliere del Partito Democratico, l'innalzamento dell'età a 18 anni non tiene conto delle esigenze specifiche del settore e delle difficoltà nel reperire personale, soprattutto in località turistiche dove il lavoro estivo rappresenta spesso la prima occasione di impiego per i ragazzi. Montanariello conclude evidenziando l'importanza di un intervento rapido. Tornare a 16 anni per l'età minima è un passo necessario per garantire la continuità del servizio e il corretto funzionamento degli stabilimenti balneari, pilastro della nostra economia regionale.
Alla pizzeria Scottadeo scopri il gusto delle feste, panettoni artigianali farciti e ricoperti al gustoso cioccolato, alla goduriosa Nutella, al delizioso pistacchio, delizia pura, tutta da condividere. Passa a trovarci o prenota anche al 327 332 4259. Ti aspettiamo alla pizzeria Scottadeo a Borgo San Giovanni. La presenza intanto dell'amministrazione comunale, essere qui in mezzo a voi è la cosa più importante, anche perché 30 anni di storia sono 30 anni importantissimi per la nostra città, per le famiglie, per i giovani, per tutti i ragazzi, quindi è importante serata ovviamente di beneficenza che serve perché dovete ovviamente comprare anche questo mezzo, però mi ha attirato ovviamente l'attenzione quello che il programma credo per il prossimo anno, quello dedicato al femminicidio, diciamo, al cyberbullismo, al bullismo. Ho dato dei consigli anche a Carlo di non fermarsi solo al bullismo, ma al cyberbullismo che è più utilizzato ancora dai giovani che utilizzano ovviamente i social e anche i gruppi WhatsApp, perché tanti pensano che sui gruppi WhatsApp si possono dire e offendere le persone, denigrare i compagni di classe, invece ovviamente anche lì si incorre a ovviamente qualche tipo di reato. Quindi l'amministrazione comunale sarà ovviamente al vostro fianco, specialmente con questi progetti come il progetto dell'Usenzo dell'assessore Marangon. Sappiamo che l'Usenzo è ovviamente monitorato H24 perché purtroppo lì i giovani vanno e rompono le scatole ovviamente ai cittadini. Cerchiamo di educarli. L'educazione deve partire dalle famiglie, è inutile nascondersi, non possiamo pretendere che la polizia e i carabinieri possano arrestare ragazzini di 12-13 anni a cui non possiamo fare nulla solo perché sono maleducati o comunque si rivolgono alle persone in maniera maleducata. È stato accerchiato l'altro giorno Matteo Tomello, che è quello che gestisce la pagina Tutta la Romea minuto per minuto, però ripeto, avevano 12-13 anni. Al ragazzino cosa puoi dire? Non farlo più. Purtroppo non è certamente una bella notizia, era già iniziata a circolare nel pomeriggio di ieri, la Regione Veneto aveva mandato comunicato che c'era un signore di 55 anni che tornava dall'Africa e accusava i sintomi di questa nuova malattia di cui in particolare la Repubblica Democratica del Congo aveva già cominciato qualche mese a dare notizia. Ma purtroppo quasi subito ha dato notizia che questa persona è venuta a mancare. L'azienda sanitaria deputata era quella dell'azienda ASL 2 della Marca Trevigiana, che aveva iniziato subito gli accertamenti diagnostici e anche aveva messo tempestivamente le misure di sanità pubblica previste in questi casi, e quindi era stato, diciamo, messo in isolamento fiduciario domiciliare l'unico contatto che sapevano che era, era rimasto vicino a questa persona. Poi successivamente anche i vari media hanno portato la notizia e si è saputo appunto che questo signore che è mancato si chiama Andrea Poloni, è residente a Treviso, ma ha un'azienda qua proprio vicinissimo alla nostra città, a Pio di Sacco. Di questa situazione, di questa malattia se ne parla già da molte settimane. È una malattia che è una malattia molto grave perché sembra che abbia un tasso di mortalità molto alto, e è una forma di malattia respiratoria e i sintomi sono febbre, vomito, dolore di ossa, sonnolenza, tutta una serie di sintomi, e sembrerebbe che da quello che riportati, ma non solo sui media nazionali ma anche giorni fa c'era un articolo sul New York Times che spiegava che comunque quella zona è particolarmente prostata perché gli abitanti si vivono in condizioni igieniche scarse e poi hanno anche problemi di alimentazione, e non solo non ci sono strutture sanitarie ma anche mancano proprio le vie di comunicazione. Ricordiamo che
la Repubblica Democratica del Congo ha già tutta una serie di emergenze sanitarie, sono, passatemi il termine, famosi anche purtroppo per il vaiolo delle scimmie, che è un'altra malattia che sta imperversando già da oltre un anno, anche se sembra che tutto sommato anche a livello mondiale sia sotto controllo. Diciamo che ovviamente tutti noi siamo scottati da quello che è successo, l'opinione pubblica mondiale è scottata sicuramente dalla pessima esperienza che abbiamo avuto con il Covid e quindi con la pandemia, però c'è da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto in seguito all'esperienza del Covid, è sicuramente più attrezzata per affrontare tempestivamente questa situazione con protocolli sicuramente più adeguati e anche, diciamo, con una maggiore sensibilità a prevenire nei limiti delle possibilità che ci sono questa nuova malattia. Staremo a vedere come va a finire. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 18 dicembre, è la farmacia Cutulakis in Riva Vena a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.